nostro territorio, soprattutto quando si fanno questi eventi così importanti. Eventi importanti perché tantissime persone con il loro spirito, con la loro voglia, prima di tutto gli alpini e poi tantissimi volontari garantiscono a voi e soprattutto a chi domani avrà la possibilità di conoscere il nostro territorio e nello stesso tempo avere una bellissima gara, danno coloro. Disciplina questa molto sentita nel mondo alpino per tutti i valori che essa include. Infatti, per noi tarvisiani, alpini e non, e anche a nome della Commissione Sportiva ANA della sezione di Udine, è un grande onore poter ospitare per la prima volta qui nel Tarvisiano questa manifestazione sportiva. Quando si organizzano eventi del genere ci si fa sempre un'idea molto vaga di quella che può essere la partecipazione, ed oggi vedere qui in questa piazza numerosi vessilli, gagliardetti e ben 222 atleti che domani gareggeranno sui nostri monti è motivo di grande orgoglio per tutta la catena organizzatrice. Quindi un plauso a voi e grazie a tutti per essere qui oggi. Questo evento sportivo all'interno della 69esima edizione della sci alpinistica del Monte Canin. Valida anche come quarta prova di Coppa Italia Giovani 2025-26, nonché come campionato regionale a coppie Under 23, Senior e Master. Diamo ora inizio alle allocuzioni istituzionali. Pertanto invito il Sindaco di Tarvisio, il signor Renzo Zanette, a porci saluto della propria comunità. Autorità civili, militari e religiose, sindaci e amministratori comunali, rappresentanti delle sezioni ANA d'Italia, presidente della sezione ANA di Udine Mauro Ermacola, consigliere nazionale ANA Renato. Simbolo di pace in Italia, ma non solo, oggi più che mai. Con i momenti di difficoltà, di guerre internazionali, voi rappresentate quel mondo dello sport in questo momento, ma gli alpini è il mondo dello sport, ripeto, dove tutti insieme dovremmo essere uniti e più vicini. Le ultime Olimpiadi invernali